nostro direttore Arturo Cantella al confine con Camastra, che da ieri è zona rossa. Muore Empedoclina, ma il sindaco Carmina non sapeva neanche che fosse positiva. Presto un'ordinanza coinvolgerà i medici di base. Scappano dalla nave quarantena, ma solo la metà dei migranti viene rintracciata dalle forze dell'ordine. Altri minori scappano dai centri d'accoglienza e si ritrovano a Fontanelle. Come e perché resta un mistero. Capitaneria punta riflettori sulla filiera ittica, controlli in mare e a terra, carabinieri sequestrano maxi discarica abusiva a Canicattì. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Dopo Sambuca di Sicilia, anche per Camastra, nuova zona rossa dell'Agrigentino, è stata disposta la cinturazione e la sorveglianza dei 3 varchi d'ingresso per impedire spostamenti ingiustificati da e per il paese, nonché la vigilanza lungo le vie del paese per garantire il rispetto delle rigorose disposizioni contenute nell'ordinanza del presidente della regione siciliana. Oggi il nostro direttore Arturo Cantella è stato proprio lì. Siamo venuti qui a Camastra, come avete visto dalle immagini oggi è zona rossa, si entra solamente dietro rigorosi controlli delle polizie, dei carabinieri, abbiamo visto la polizia provinciale già all'opera. Ecco Sindaco, come si vivono questi momenti di isolamento rispetto alla provincia, alle altre città, insomma Camastra è zona rossa, come mai? Allora, siamo zona rossa perché stiamo vivendo un momento di difficoltà in base al rapporto abitanti con soggetti positivi al Covid, quindi in isolamento fiduciario, che ad oggi, a seguito degli ulteriori accertamenti effettuati, i numeri sono di 26 persone positivi al Covid. In aggiunta ci sono 12 persone in quarantena, 4 guariti e un decesso. La situazione, come ho detto prima, siamo in un momento di difficoltà. A parte le dovute raccomandazioni, a parte i controlli che hanno fatto le forze di polizia locale, alcuni miei concittadini non hanno fatto prevalere il loro buonsenso. Mi auguro che, visto che c'è grande attenzione da parte di tutti, stiamo mettendo in campo tutte le forze per fronteggiare questa problematica e spero che ognuno di noi faccia la propria parte per risolvere questa problematica. L'isolamento fino a quando durerà e quali raccomandazioni lei si accinge a fare? Allora, l'isolamento è previsto da oggi fino al 3 dicembre. Ieri abbiamo ricevuto l'ordinanza del prefetto che controlli saranno effettuati almeno in questa primissima parte fino a giorno 29. Io, come ho detto poco fa, mi auguro che la gente veramente diventa più responsabile di quanto fatto fino adesso e sono convinto che riusciremo a risolvere questa problematica. Ieri avete avuto anche un incontro in prefettura per coordinare, diciamo, tutto l'insieme. Sì, abbiamo fatto non un incontro direttamente di persone in prefettura, ma una videoconferenza con tutti gli organi competenti per parlare innanzitutto riguardo la situazione sanitaria del mio paese e strutturare tutti i controlli previsti per fronteggiare questa problematica. E qui è venuto al comune, come si vive questo momento di isolamento qui a Camastra? Lei ha un'azienda qui a Camastra, insomma, mi dica qualcosa. Niente, stiamo vedendo un pochettino di cercare di essere un pochettino più attenti, usare la mascherina, evitare gli spostamenti e speriamo di superarla il più presto possibile. Ciò comporta dei disagi per la sua attività commerciale? Lei cosa fa solitamente? Noi ci occupiamo di servizi, quindi proprio dell'ambiente, facciamo sanificazione, spurghi, diciamo negli spostamenti io tipo per venire qua al comune ho dovuto fare la dichiarazione,
e farmi registrare per avere l'accesso, diciamo, alla città. Si aspettava, diciamo, questa novità per il comune, diciamo, che Camastra fosse dichiarata zona rossa, sinceramente? No, sinceramente no, anche perché qua da noi, diciamo, numeri non è che siano così alti, se consideriamo anche paesi limitrofi, tipo Canicattì. Se facciamo, diciamo, una statistica in base agli abitanti, per me non è così elevato. Poi dico, non sono io a poter mettere voce su queste cose. Comandante, una battuta: come è andata finora la giornata? C'è stata qualche reazione? Insomma, un brevissimo resoconto. Niente, tutto sommato le persone stanno rispondendo bene e osservano le regole, praticamente i controlli sono tantissimi, sono tutti praticamente giustificati. Ecco. Il ruolo della Polizia Provinciale è stato determinante insieme alle altre forze dell'ordine oggi? Penso proprio di sì, siamo stati coinvolti in questa realtà purtroppo triste, ma tutto sommato, insomma, stiamo lavorando molto bene anche congiuntamente con le altre forze di polizia. C'è attesa per il prossimo 3 dicembre, la Sicilia potrebbe diventare zona rossa ed il picco dei contagi dovrebbe aversi la prossima settimana. C'è il servizio. È la prima volta che il colore natalizio per eccellenza, il rosso, fa paura e si spera in un DPCM che il 3 dicembre prossimo allenti la stretta per permettere consumi delle feste prima di una nuova chiusura generalizzata in programma per il weekend del 19 dicembre o per il giorno prima della vigilia, mentre i quotidiani italiani di oggi aprono con una ventata di ottimismo celebrando l'obiettivo non ancora raggiunto della ritirata dell'epidemia. In realtà i numeri ci dicono che siamo ancora in piena seconda ondata e che il picco verrà toccato forse la prossima settimana. Il governo Conte prepara così un dicembre inedito per gli italiani in cui si darà prima una spinta ai consumi e poi si vieteranno i tradizionali cenoni e veglioni per la paura di lasciar scatenare la terza ondata attraverso il contagio familiare. Quest'anno purtroppo abbiamo una situazione diversa che non possiamo certamente pensare avrà delle eccezioni legate al Natale perché vanificheremmo tutti gli sforzi di questa settimana, ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli durante il punto stampa di presentazione del bollettino della Protezione Civile. Probabilmente però Locatelli non ha fatto i conti con l'economia. Il governo dovrà giocoforza cercare di mediare tra le necessità della salute e quelle dei consumi e, come scrive oggi il Messaggero, proprio per questo lavora a un piano che prevede un dicembre a 2 fasi. Prima un allentamento delle misure in programma a partire dal 3 dicembre per consentire lo shopping natalizio e poi una nuova stretta fino al 10 gennaio in attesa del vaccino che dovrebbe intanto arrivare nell'ultima settimana del mese. Non c'è infatti nulla di più pericoloso delle cene, dei pranzi in famiglia, delle tombolate dove basta un solo positivo per contagiare 15-20 persone, spiega il quotidiano un ministro che fa notare come l'80% dei contagi attualmente avvenga proprio in ambito familiare. Quello che è in programma quindi è un Natale con i congiunti ma senza abbracci, la cena della vigilia riservata ai parenti più stretti, ovvero ai soli conviventi, e le stesse regole o forti raccomandazioni anche per il pranzo di Natale, Santo Stefano, il Capodanno e dunque anche la Befana. Manca però da decidere il come. Fino a ieri infatti si pensava alla possibilità di utilizzare 2 decreti ministeriali per aperture e chiusure. Ora si pensa invece a una modifica più corposa delle regole che comprenda l'inserimento del divieto di uscire dal proprio comune anche per i territori in zona gialla, la conferma del coprifuoco alle 22 fino a metà mese, l'allentamento della stretta dopo il 3 dicembre per i negozi e centri commerciali e dunque ristoranti e successivamente un coprifuoco portato alle 23 o alla mezzanotte fino al 19 o al 23 dicembre. Il Corriere della Sera aggiunge poi che il sistema della divisione dei
l'Italia in 3 colori corrispondenti a 3 fasce di rischio potrebbe cambiare se saranno gli scienziati a suggerirlo, ma non prima del prossimo DPCM. L'ipotesi del governo, che ieri ha rinnovato le restrizioni per le regioni che erano entrate per prima in zona rossa, e che si arrivi alla data della scadenza dell'ultimo decreto ministeriale con tutta l'Italia in zona giallo o arancione. Per il quotidiano sarà soltanto 2 settimane dopo, tra il 17 e il 24 dicembre, che sulla base del monitoraggio settimanale si deciderà se è possibile mantenere misure meno rigide, se invece sia necessario prevedere nuove chiusure in vista delle festività. Secondo l'agenzia di stampa ANSA, al momento il governo non ha ancora messo mano alle misure, ma una delle ipotesi che circola tra i tecnici è che vi possano essere 2 diversi DPCM, uno che copre il periodo dal 4 dicembre fino ai giorni a ridosso di Natale. Il secondo DPCM dovrebbe invece riguardare nello specifico Natale e Capodanno, ed è quello che secondo il Premier dovrebbe garantire un Natale sobrio, senza feste, veglioni, baci e dunque abbracci. Conterrà le raccomandazioni per il cenone, dovrebbe ribadire il divieto per tutte le iniziative di piazza, la chiusura di locali e discoteche, lo stop alla vendita di fuochi d'artificio, il divieto di fare feste anche nelle abitazioni private. È morta una donna empedoclina all'ospedale di Sciacca, ma nessuno mi aveva nemmeno comunicato fosse positiva. Addirittura c'è un caso di una donna di cui l'ASP mi aveva comunicato la fine della quarantena, senza però in questo caso che mi fosse riferito avesse il Covid. E questo è il contenuto di una dura denuncia fatta dal sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina attraverso i canali social, che rimarcano un problema comunque già denunciato nei giorni scorsi da altri primi cittadini, ovvero una difficoltà a reperire informazioni sui contagi da parte dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Per questo Carmina ha annunciato di avere intenzione di firmare al più presto un'ordinanza che dovrebbe obbligare i medici di famiglia a comunicare direttamente al sindaco i casi di positività riscontrati. Vediamo. Ci sono delle cose piuttosto gravi successe oggi. Quanto al numero dei positivi, mi è arrivata la comunicazione ufficiale di fine isolamento di un certo numero di persone, quindi di molti guariti, per cui in realtà io la comunicazione ufficiale dei casi di Porto Empedocle sono scesi a 15, più un caso di positività soltanto che mi è stato comunicato. Ma il problema non è questo, quindi ufficialmente noi siamo scesi a 15 casi, tuttavia si verificano degli episodi piuttosto strani, perché mi è pervenuta la comunicazione di fine isolamento di una persona della quale non mi era stata comunicata la positività. Cioè io mi sono ritrovata la comunicazione da parte dell'ASP di comunicare a Tizio che non doveva stare più isolato, quando in realtà io non avevo ricevuto alcuna comunicazione della positività di questa persona. Questo voi potreste dire poco male, e no, poco male no, perché essendo io l'autorità sanitaria di questo paese, essendo a conoscenza delle circostanze che riguardano un'epidemia o una pandemia, posso assumere non solo come autorità sanitaria, ma anche come capo della protezione civile di questa comunità, posso assumere delle decisioni a tutela di questa comunità, cosa che se non mi vengono fatte le adeguate comunicazioni da parte degli organi competenti non posso fare. Quindi questa mancanza di comunicazione da parte degli organi competenti causa una impossibilità da parte del sindaco di prendere provvedimenti atti a tutelare la sua cittadinanza, obbligo che ha di fare e in qualità di autorità sanitaria e in qualità di capo della protezione civile, perché siamo in una situazione di emergenza più grave che non la semplice questione sanitaria normale. Quindi i casi ufficialmente sono diminuiti, ma questo non garantisce alcunché, visto che non ci comunicano le cose. Tanto più che oggi mi è arrivata la comunicazione del decesso di una nostra concittadina a Sciacca. Pare che lunedì si fosse sentita male, è stata trasportata con l'ambulanza al pronto soccorso di Agrigento, dove le è stato riscontrato il Covid. Non avendo più posti in terapia intensiva ad Agrigento, è stata trasportata all'ospedale
ospedale di Sciacca, dove è deceduta oggi. Ma non solo, siccome la signora ha più figli, questi figli si sono fatti il tampone, 2 sono risultati negativi, 1 positivo, e mi risulta che anche la febbre alta. Non solo, ma queste persone sono in isolamento. Non ricevendo io alcuna comunicazione dai medici né dall'ASP, noi non possiamo fare i controlli. Cioè, in teoria, persone che sono positive, sanno di essere positive, non essendo comunicato al sindaco, potrebbero uscire tranquillamente e nessuno potrebbe neanche controllare che mantengano la quarantena. Ora, finché si tratta di persone non solo per bene, ma anche magari con una certa consapevolezza dei rischi che corrono loro e che soprattutto fanno correre agli altri in caso di conclamata positività, noi potremmo essere in gravissimo rischio tutti in questa comunità se non vengono fatte le adeguate comunicazioni, perché i miei vigili, i carabinieri e le forze di polizia ai quali noi comunichiamo, quando mi arriva la comunicazione dall'ASP di un caso positivo, io immediatamente lo notifico alla persona che è positiva, ma anche ai vigili urbani, ai carabinieri, alla polizia, perché facciano i controlli. Ma se nessuno notifica niente, noi attualmente sappiamo di 16 casi di positivi a Porto Empedocle, e poi io vado sentendo che ce ne sono molti di più e che addirittura oggi una persona è morta senza che io sapessi che neppure fosse malata. Cioè, queste cose noi non possiamo andare avanti così. Io ho deciso quindi che farò un'ordinanza prima possibile in cui obbligherò i medici di base e i pediatri, tutti i medici di Porto Empedocle, di notificarmi immediatamente, di comunicarmi casi sospetti e soprattutto i casi conclamati di cui loro vengono a conoscenza di positività, perché il sindaco di questa comunità sia messa nelle condizioni di prendere i dovuti provvedimenti a tutela della intera cittadinanza, perché qua noi stiamo parlando del diritto alla salute e alla vita delle persone. Ma ad essere in difficoltà non è solo l'ASP di Agrigento, critiche si registrano anche a Messina. Vediamo. Il territorio è nostro e ce lo dobbiamo gestire noi, perché con tutta la buona volontà che ci possono mettere non ce la fanno, non ce la possono fare. Namadare, concludo con un'espressione dialettale, namadare verso nu auge. I sindaci del distretto sanitario 31 fanno fronte comune, ribadiscono con forza all'ASP la necessità di una gestione più efficace dell'emergenza Covid, a tutela delle comunità tutte che stanno patendo oltremodo non solo l'emergenza sanitaria, ma anche notevoli disservizi legati alla tempistica dei tamponi, alle procedure di isolamento ed alla gestione scolastica. La situazione è in continuo peggioramento e i sindaci, terminali delle legittime proteste dei cittadini, sono esasperati dai vari disservizi denunciati. Le motivazioni è della cattiva organizzazione del sistema sanitario per fronteggiare l'epidemia Covid nel nostro distretto. Noi sindaci siamo diventati praticamente i terminali di una protesta quotidiana da parte di cittadini che vedono lesi i propri diritti in un momento particolarmente delicato quale è questo. Esiti di tamponi che non arrivano, cittadini sequestrati per mesi addirittura nelle proprie case senza provvedimenti di revoca e di isolamento, tamponi che si fanno in ritardo a rischio che quindi un positivo non sappia che lo è e quindi continua la sua quotidianità e la propria contagiosità potenziale. Quindi una situazione che non vorremmo che diventasse drammatica. Abbiamo dei disagi quotidiani a cui si può tranquillamente si possono correggere con un po' di buona volontà da parte dell'ASP di Messina, che a volte è sorda rispetto alle nostre richieste. Noi chiediamo che a Sant'Agata si possa fare nel laboratorio biologia molecolare per processare i
dei tamponi molecolari dei soggetti Covid, un potenziamento delle USCA con un'USCA scolastica dedicata perché le scuole sono luoghi particolarmente sensibili, un potenziamento del personale sia amministrativo che medico, infermieristico del Dipartimento, perché quelli che ci sono, nonostante un impegno quotidiano che rasenta veramente il sacrificio, perché collaboriamo tutti i giorni, li seguiamo e sono sempre presenti e impegnati, sono 4 medici che devono far fronte a 80.000 abitanti e nonostante questo non ce la fanno materialmente perché hanno bisogno di più personale. Quindi sono queste cose, dare più centralità ai sindaci che conoscono, la maggior parte dei centri sono piccoli dell'entroterra e quindi conoscono uno per uno tutti i propri concittadini e quindi una maggiore tracciabilità degli stessi nel decorso in adesione a quelle che sono le norme di DPCM, cioè significa che dopo 10 giorni si fa il tampone per l'isolamento fiduciario, dopo 10 giorni anche per l'isolamento obbligatorio si ripete il tampone, in caso di negatività si revoca l'isolamento, tutto quello che è previsto e che è giusto che venga fatto. 254 tamponi da destinare a persone in difficoltà economica è quanto deciso dal laboratorio di analisi cliniche Biolab di Agrigento guidato dal dottor Diego Virgone. I primi 125 test rapidi saranno consegnati a Don Maurizio Mangione, parroco della chiesa Cuore Immacolato del Villaggio Mosè, che con la collaborazione della Croce Rossa di Agrigento guidata da Angelo Vita organizzerà tempi e modalità per l'esecuzione dei test. Altri 125 tamponi invece sono destinati all'Associazione Misericordia di Favara guidata da Giuseppe Castronovo. Un gruppetto di migranti ospiti della nave quarantena Rhapsody, dove stavano facendo la sorveglianza sanitaria anti-Covid, è scappato dalla nave. Utilizzando una scala di corde, i tunisini sono riusciti a calarsi dall'imbarcazione che è ormeggiata alla banchina di Porto Empedocle. 9 sono stati subito acciuffati dalla polizia, altrettanti sarebbero riusciti ad allontanarsi. Stessa cosa hanno fatto una decina di minorenni che erano ospiti di alcune strutture d'accoglienza per minori non accompagnati sulla terraferma tra Agrigento e Raffadali. Qualcuno, vedendoli gironzolare senza meta fra le strade del quartiere Fontanelle del capoluogo, si è preoccupato. Qualcun altro, invece insospettito, più agrigentini, hanno segnalato alla sala operativa dei carabinieri questa presenza. È scattato il controllo, sono accorse più pattuglie dei migranti dell'Arma e nel giro di pochissimo i carabinieri hanno avvistato e bloccato quel gruppetto di giovani extracomunitari. Non è chiaro come e perché si siano ritrovati tutti a Fontanelle. I carabinieri poco alla volta li hanno dunque smistati e riaccompagnati nelle stesse identiche strutture dove appunto erano ospiti e dove avrebbero dovuto restare. Oggi è la giornata mondiale della pesca. Il Vaticano e la Regione lancia un appello per i 18 pescatori provenienti da Mazara del Vallo che sono ancora trattenuti in prigionia in Libia. C'è il servizio. È forte l'appello del prefetto del Dicastero per lo sviluppo umano integrale nel messaggio per l'odierna giornata in cui si riflette sulla ricchezza ma anche sui problemi che affliggono il mondo dei marittimi. Serve più solidarietà e servono leggi che migliorino le condizioni di vita e di lavoro dei pescatori e delle loro famiglie. Un pensiero particolare dunque va ai pescatori di Mazara del Vallo detenuti in Libia. Il mondo del mare, come riporta Vatican News, della pesca, dell'occupazione, dell'alimentazione, dell'industria, è messa a duro confronto con i suoi problemi cronici e con gli effetti devastanti della pandemia. Si articola principalmente su queste tematiche il messaggio che il cardinale Peter Turkson, prefetto del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, ha reso noto alla vigilia della giornata mondiale della pesca che si celebra ogni anno il 21 novembre per sottolineare l'importanza del lavoro marittimo. Il settore della pesca è uno di quelli più vulnerabili e più
più colpiti in ambito economico dagli effetti della pandemia, e questo è particolarmente rilevante se si pensa che esso dà lavoro a circa 59,5 milioni di persone, in prevalenza in Asia, dove si conta l'85% della forza lavoro mondiale e il 68% della flotta peschereccia mondiale. L'impatto, spiega il cardinale Turkson nel suo messaggio, è legato innanzitutto alle misure del distanziamento imposto, alla chiusura dei mercati, al taglio del flusso turistico in ristoranti ed hotel. Ciò, rileva il porporato, ha creato grossi problemi per la vendita del pesce fresco e dei prodotti correlati, soprattutto per quanto riguarda il crollo della domanda e l'abbassamento dei prezzi offerti per il pescato, così che nella situazione attuale la pesca, la lavorazione del pesce, il consumo e il commercio sono andati costantemente in un radicale rallentamento. Altra sorte sempre difficile che il cardinale Turkson mette in evidenza nel messaggio è quella dei pescatori migranti privi dell'opportunità di lavorare e dunque senza reddito, a rischio tratta e con la minaccia anche di essere bloccati in paesi stranieri ed essere costretti a vivere in campi per rifugiati migranti stipati in scarse condizioni igieniche. L'appello che arriva dalla Chiesa attraverso le parole del cardinale Turkson è dunque innanzitutto una maggiore solidarietà verso le persone più emarginate, sulla scia anche del messaggio dell'enciclica Fratelli Tutti, che parla di solidarietà come servizio, come farsi carico degli altri e delle loro fragilità. In questa giornata mondiale della pesca il pensiero del cardinale Turkson va ovviamente ai pescatori di tutto il mondo che vivono in difficoltà, e in particolare alle condizioni di 18 di diverse nazionalità provenienti da Mazara del Vallo in Sicilia, che sono trattenuti in Libia dal 1 settembre senza possibilità di comunicare con le loro famiglie. Il cardinale parla direttamente ai governi e alle autorità nazionali competenti affinché risolvano questa penosa situazione e trovino una soluzione positiva attraverso un dialogo aperto e sincero. Un pensiero per i 18 marittimi viene espresso anche dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che ammette: si celebra oggi la giornata mondiale della pesca, un settore vitale per la nostra economia che dà sostentamento a migliaia di famiglie in Sicilia. Nell'assicurare tutta la possibile attenzione del governo regionale agli operatori, non posso fare a meno di rivolgere il mio pensiero ai 18 marinai dei pescherecci Antartide e Medinea della marineria di Mazara del Vallo, sequestrati dalla Guardia Costiera libica il 1 settembre scorso. Da 82 giorni ormai sono trattenuti a Bengasi senza la possibilità di comunicare con le famiglie, in angosciosa attesa di poterli riabbracciare. Rinnovo per l'ennesima volta un forte appello al governo nazionale affinché attraverso i canali diplomatici agisca con la dovuta determinazione per consentire ai pescatori ancora prigionieri di tornare presto a casa tra i loro affetti. I militari della Capitaneria di Porto Empedocle, al comando del capitano Fabio Serafino, hanno svolto un'intensa attività di controllo di tutta la filiera ittica, sia in mare che a terra. Sono stati sequestrati oltre 433 kg di prodotto ittico ed elevate sanzioni amministrative per 10.000 euro. La maggior parte delle irregolarità riscontrate sono state la mancanza di tracciabilità del prodotto ittico e la non corrispondenza tra i numeri di lotto indicati nelle fatture dei fornitori con quelli rinvenuti negli imballaggi. Inoltre, al seguito di controllo su 2 unità da diporto, sono stati sequestrati 1.300 metri complessivi di rete a tremaglio utilizzata illegalmente. I controlli a terra hanno interessato diverse attività commerciali. I carabinieri della stazione di Canicattì e del centro anticrimine Natura di Agrigento, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati in materia ambientale disposti dal Comando Provinciale di Agrigento, hanno scoperto un'area isolata trasformata in un'enorme discarica a cielo aperto che si estende dal territorio di Canicattì fino al confine con Castrofilippo. I militari hanno trovato 23 siti colmi di rifiuti speciali e pericolosi, ingenti quantità di Eternit, addirittura
in un sito 15 cassonetti in Eternit accatastati e poi plastica, pneumatici, vetro, materiali di risulta dell'edilizia, sfalci di potature, mobilie intere, anche stoccaggi di generi alimentari, alcuni dei quali riconoscibili anche per il lotto di provenienza. Nel corso della perlustrazione, durata un'intera giornata, i carabinieri hanno sorpreso AP, queste sono le iniziali del nome del 75enne di Canicattì pluripregiudicato, bloccato in flagranza a bordo della propria moto Ape, sulla quale aveva stivato circa 250 kg di rifiuti ferrosi. AP è stato deferito alla Procura della Repubblica di Agrigento perché responsabile di traffico illecito di rifiuti e il mezzo sequestrato al fine di confisca. Gli accertamenti dei carabinieri proseguono per identificare i proprietari della vasta area sottoposta a sequestro. L'Ordine degli Architetti di Agrigento presenta i dati censiti nell'ONSAI, l'Osservatorio Nazionale dei Servizi di Architettura ed Ingegneria, e l'evento Semplificare i lavori pubblici in Sicilia. Il nostro direttore Arturo Cantella. Presidente, per via del Covid organizzerete un webinar, un convegno via internet su una piattaforma. Il tema è sicuramente di grande importanza in questo momento, di semplificare ciò che sono le procedure per i lavori pubblici. Gli obiettivi che pensate di raggiungere con questo momento formativo? Devo dire che l'Ordine degli Architetti ancora una volta si pone come un elemento di congiunzione fra tanti obiettivi che sono stati raggiunti sia a livello nazionale che a livello regionale. A livello nazionale con l'adozione dei bandi tipi, con la modifica al codice dei contratti, con una nuova piattaforma ONSAI per i servizi di architettura e di ingegneria in collaborazione col CRESME, e sarà questa l'occasione per presentarla la seconda volta a livello nazionale, già una prima volta è stata presentata a Roma, ma gli obiettivi che abbiamo raggiunto anche a livello regionale, perché ricordiamo siamo la prima regione d'Italia ad aver adottato i bandi tipo voluti proprio dal Consiglio Nazionale degli Architetti e dal Dipartimento diretto da Rino Lamendola. Oggi l'evento webinar del 27 di novembre pomeriggio, con una tavola rotonda insieme al provveditore delle opere pubbliche, ingegnere Ievolella, insieme ai rappresentanti della rete delle professioni tecniche con i quali abbiamo portato avanti il documento di modifica della legge 12 del 2011 e con il presidente dell'ANGE Sicilia, proprio perché da questi contributi vogliamo portare avanti ulteriori e incrementare le proposte al governo regionale, che devo dire la verità, in questi anni ci ha ascoltato. E l'Ordine degli Architetti oggi diventa l'elemento di congiunzione di tutto, e su questo devo dire grazie, perché è una squadra che sta lavorando bene, che funziona bene e che sono convinto che da qui ai prossimi anni possiamo raggiungere ulteriori obiettivi che si ripercuotono nel territorio, perché parlando di servizi di architettura e ingegneria significa progetti, significa lavori da appaltare e infrastrutture per il nostro territorio. È un evento finalizzato a semplificare l'intero processo di esecuzione delle opere pubbliche, dalla programmazione al collaudo dei lavori. Per far questo abbiamo presentato al governo regionale un documento con un pacchetto di emendamenti alla legge regionale 12 del 2011 e devo dire che il primo approccio è stato positivo, il primo confronto con il Dipartimento regionale tecnico nella persona del dirigente generale Lizio. Nel corso dell'evento però non ci limiteremo a presentare, a lanciare questo documento che certamente sarà arricchito dagli interventi degli autorevoli relatori che si alterneranno durante la giornata, ma presenteremo anche i dati dell'Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria, che rilevano fatto per certi aspetti incomprensibile: in piena crisi si registra un notevole incremento dei concorsi di progettazione e degli affidamenti a liberi professionisti di servizi di architettura e ingegneria. Noi attribuiamo questo aumento, intanto devo dire che a livello nazionale questo aumento supera il 17%, siamo a un più 17,1%, mentre in Sicilia addirittura siamo a un più
più 88,7% rispetto all'anno precedente. Noi attribuiamo questo grande incremento di incarichi al fatto che in Sicilia sono stati adottati i bandi tipo con un provvedimento dell'assessore regionale alle infrastrutture Falcone, e questi bandi tipo costituiscono strumenti importanti di cui possono disporre le stazioni appaltanti per velocizzare i concorsi di progettazione, per velocizzare gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, e quindi noi siamo ben lieti di questo momento di inversione di tendenza. Siamo ben consapevoli che non è così facile superare questo momento di grande difficoltà economica, la strada è ancora lunga, ma siamo lieti che questa scintilla sia scoccata in Sicilia. Per motivi non chiariti sarebbe andato su tutte le furie durante un litigio con la moglie, al punto che questa ha chiamato i carabinieri che lo hanno arrestato. Tutto è avvenuto la notte scorsa a Porto Empedocle. I militari sono intervenuti nell'abitazione in piena notte dove era in corso una furibonda lite. Ad aver allertato le forze dell'ordine era stata la donna, probabilmente temendo per la propria incolumità. I carabinieri arrivati sul posto hanno arrestato l'uomo, un 45enne di Porto Empedocle, difeso dall'avvocato Daniele Re per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Per lunedì è fissata l'udienza di convalida del fermo. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Mafia e politica, processo Scrigno, si chiude in primo grado con 14 persone condannate e 4 assolte. I dettagli nel servizio. Il processo con rito abbreviato scaturito dall'operazione antimafia Scrigno messa a punto lo scorso anno si chiude in primo grado con 14 persone condannate e 4 assolte. Come si apprende dalle cronache, il GUP di Trapani Filippo Serio ha emesso la sentenza sull'indagine condotta dai carabinieri del comando provinciale di Trapani coordinata dalla DDA di Palermo, che ha svelato un mai subito rapporto tra la mafia e la politica nel trapanese. Spiccano tra gli assolti Francesco Todaro ed Ivana Inferrera, personaggi politici molto noti nel trapanese. L'indagine in origine ha coinvolto 29 persone, tra cui l'ex deputato regionale Paolo Ruggirello. Il GUP però ha emesso una sentenza importante che conta in complesso 80 anni e 4 mesi di carcere, sommando le condanne inflitte. Ad essere stati condannati infatti Michele Alcamo a 3 anni di reclusione, Pietro Cusenza 8 anni e 4 mesi, Ninni Daguanno 3 anni e 4 mesi, Vincenzo Ferrara 3 anni e 4 mesi, Stelica Jacob 4 anni di reclusione, 4.000 euro di multa, Mario Letizia 8 anni e 4 mesi, Michele Martinez 5 anni e 4 mesi, Francesco Orlando 5 anni e 4 mesi, Francesco Peralta 8 anni e 4 mesi, Giuseppe Piccione 8 anni, Francesco Salvatore Russo 4 anni e 4.000 euro di multa, Leonardo Russo 3 anni, Francesco Virga 8 anni, Pietro Virga 8 anni, questi ultimi figli dello storico boss Vincenzo Virga. Per Michele Martinez, Francesco Orlando e fratelli Francesco e Pietro Virga la pena viene inflitta in continuazione esterna con precedenti sentenze di condanna passate in giudicato. 4 come detto gli assolti, si tratta per l'appunto di Tommasa di Genova, Ivana Inferrera, Carmelo Salerno, Francesco Todaro, collaboratore di estrema fiducia dell'ex deputato Ruggirello. Salerno è stato ritenuto personaggio organico dell'organizzazione criminale nel corso delle indagini. Il giudice ha però ribaltato le risultanze investigative e, oltre a disporne l'assoluzione, ha anche ordinato la scarcerazione. Il giudice ha disposto la confisca di alcuni beni che erano stati sequestrati in fase di indagine, come il bar Efrei di Franco Orlando, in cui avvenivano i summit, e la gioielleria Lo Scrigno, riconducibile ai Virga, e la VM Costruzioni di Mario Letizia. Il GUP inoltre ha condannato tutti gli imputati al risarcimento delle parti civili e al pagamento delle spese processuali da queste sostenute, somme comprese tra i 500 e i 1.500 euro al Centro Studi Pio La Torre, all'Associazione Codici Onlus, all'Associazione Codici Sicilia e a quella nazionale per la lotta
lotta contro le illegalità e le mafie Antonino Caponnetto all'associazione anti-racket e anti-usura Trapani al comune di Castelvetrano. 2.500 euro invece la somma che dovrà essere risarcita dagli imputati a ciascuna delle parti civili costituite da comune di Paceco, comune di Campobello di Mazzara, comune di Favignana, Valderice, Castelvetrano e Custonaci ed ancora comune di Erice e di Trapani. Alle amministrazioni comunali dovranno essere risarciti anche 1.500 euro di spese per l'appunto processuali. Ed ancora dalla sentenza del GIP a sorpresa emerge il ruolo denominante di Mario Letizia, imprenditore edile con attività esercitata soprattutto a Favignana, non solo mafioso ma anche con ruoli di organizzatore, uomo di collegamento tra gli associati. Per Letizia la pena più dura, 8 anni e 4 mesi di reclusione, la stessa pena per Pietro Cusenza, che oltre ad essere un mafioso di primo piano è condannato anche per aver avuto in promessa una dotazione in cambio di voti, il reato consumato insieme a Pietro Virga. Rubava oggetti preziosi in casa di un'anziana arrestata badante a Messina. Vediamo. Per mesi ha sottratto preziosi in casa dell'anziana signora presso cui prestava servizio come badante, un vassoio, un set di cucchiaini, una statuetta, un anello che successivamente venivano rivenduti con l'aiuto del compagno presso attività di compro oro. Furti reiterati nel tempo e messi a segno grazie alla buona fede della padrona di casa che solo nel settembre scorso ha capito quanto stava accadendo e chiesto aiuto alla Polizia di Stato. Il valore totale della refurtiva stimato dalla persona offesa è di circa 100.000 euro. Le immediate indagini espletate da volanti e squadra mobile, coordinate dall'autorità giudiziaria, hanno sin da subito evidenziato che la responsabile aveva fornito un indirizzo falso al datore di lavoro e che di lei si erano quindi perse le tracce che i poliziotti hanno ad ogni modo seguito risalendo all'identità del compagno della donna che ha tentato inutilmente di negare ogni addebito e sostenuto che la storia fosse finita da tempo. Continuavano invece a stare insieme e a condividere casa e proventi dei ripetuti furti. Vistisi scoperti hanno ammesso le proprie responsabilità. La misura cautelare messa dal GIP presso il Tribunale di Messina ed eseguita da personale di volanti unitamente a personale della locale squadra mobile e di quella di Catania, dove la donna è stata rintracciata, ha stabilito che entrambi fossero sottoposti agli arresti domiciliari. I reati contestati sono furto per lei, ricettazione per lui. Con l'ausilio della locale sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza si è proceduto altresì, così come disposto dall'autorità giudiziaria, al sequestro preventivo delle somme giacenti sui conti correnti di entrambi gli arrestati, pari a quanto ricevuto dalla vendita documentata dei preziosi presso le attività di compro oro. Roberta Zicari, candidata al Consiglio Comunale di Agrigento nella lista Diventerà Bellissima, ricorre al TAR per riconquistare il posto a Palazzo dei Giganti. Adesso c'è la data dell'udienza, è fissata il 12 gennaio prossimo. Roberta Zicari sostiene di aver subito un errore materiale di trascrizione commesso dall'Ufficio Elettorale Centrale durante le operazioni di attribuzione dei voti che l'avrebbero collocata in terza posizione e quindi fuori da Aula Sollano. Al secondo posto, quello da lei reclamato, c'è il consigliere assessore Gianni Tuttolomondo. Il docufilm Umanamente Totò, poi il comico, si candida ai David di Donatello e a Hollywood. Alla realizzazione ha partecipato anche il regista catanese Francesco La Rosa. C'è il servizio. Principe Antonio de Curtis. Totò ha fatto incassare al botteghino, al cinema italiano, delle cifre iperboliche. Quando il biglietto costava 8.000 lire, fece incassare 5.000 miliardi di lire. Umanamente Totò, poi il comico. Questo è il titolo del docufilm del regista Franco Esposito, dedicato alla vita e all'opera del grande protagonista partenopeo, che si candida alla prossima edizione di uno dei maggiori premi cinematografici italiani, i David di Donatello, e al Festival del Cinema di Hollywood. Lo annuncia il presidente dell'Associazione Amici di Totò a prescindere, Alberto De Marco, che ha realizzato la pellicola insieme a Franco Esposito. Alle riprese ha partecipato anche il regista catanese Francesco La Rosa, come director special guest, premiato nell'edizione 2020 del concorso internazionale Antonio De Curtis.
Il docufilm della durata di 2 ore e 8 minuti, ultimato nell'agosto scorso, verrà proiettato anche negli Stati Uniti ed è tratto dal libro Antonio De Curtis, Totò, il grande artista dalla straordinaria umanità. Il documentario di cui io fortunatamente in questo lavoro occupo la figura, anzi interpreto la figura di Director Special Guest. Mi sono occupato della parte tecnica, del mixaggio audio-video, della post-produzione, dell'ottimizzazione e del montaggio. Il film è del presidente avvocato Alberto De Marco, che è il presidente dell'associazione Amici di Totò, a prescindere Olus, e del direttore Franco Esposito, che è il direttore appunto dell'emittente televisiva Telecolore di Salerno. È un documentario che Rovenia è bellissimo, non perché l'ho creato io assolutissimamente, anche se mi sono occupato del costruire questo. Io lo considero sempre una bomboniera all'interno di una teca di cristallo, fatto di immagini e video inediti, mai mandati in onda da nessuna, e dico nessuna, emittente televisiva nazionale, ma che sono in dotazione, che appartengono all'associazione Amici di Totò, all'avvocato Alberto De Marco. È un documentario della durata di 2 ore, 8 minuti e 42 secondi, fatto di messaggi profondi, pensieri, amici e volti noti: Albano Carrisi, Renzo Arbore, Giancarlo Governi, Massimo Ranieri, Iari Goiucci e tanti altri. È tratto dal libro Antonio De Curtis, il grande artista dalla straordinaria umanità, di Alberto De Marco e di Duilio Paoluzzi, e mette in evidenza cosa? Non tanto la vita, anche perché a noi nota ormai da anni, attraverso altri documentari, attraverso immagini, interviste, attraverso i film di Antonio Clemente alias Totò, ma mette in evidenza la sua straordinaria umanità, perché Totò, io lo dico sempre in qualsiasi intervista, Totò è il papà, Totò è il cinema, Totò è l'Italia, quindi è giusto che ne venga dato atto. Il film è creato per il cinema, è stato presentato all'Accademia del Cinema Italiano ai David di Donatello, e 2 giorni fa abbiamo ricevuto la tante mail sospirata che ha superato la selezione tecnica, cioè il video è idoneo a partecipare. Il film verrà trasmesso pure e distribuito non solo ai cinema nazionali, ma pure per la televisione americana e per il cinema. E parteciperà al Festival di Hollywood. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Buon weekend, a presto.